Siamo qua sul cippo dedicato al 1987. Purtroppo non abbiamo niente, il coso è pieno di foglie. Il cippo è completamente abbandonato alle foglie. Tenuto veramente male questo coso. Hanno invaso il cippo. 7 marzo del 1947 alle ore 12 in piazza dell'Unità d'Italia, 50 anni di strage. Questo è il Palazzo del Governo. Andiamo qua, il Palazzo del Governo, com'era ancora 50 anni fa. 7 marzo 1947 in questa piazza Giuseppe Lovecchio, Giuseppe Majorana e Biagio Pellegrino, nel corso di una precisa dimostrazione popolare a difesa del diritto del lavoro, alla libertà, al progresso civile e sociale, restavano vittime della violenza delle forze della repressione, della reazione, ostili alla realtà democratica delle nuove istituzioni repubblicane, nate dalla resistenza col dovere della memoria e la riconoscenza per il sacrificio consumato nel 40° anniversario. Se ne rievoca l'altro messaggio. Messina, 7 marzo 1987. Il Consiglio Comunale, questa lapide non è mai stata inaugurata da nessun sindaco, nessuna autorità è venuta qua a inaugurare questa lapide. Siamo qua con un rappresentante dei Forconi che ieri era a Palermo, che non conoscono molto questa manifestazione. Ecco qua. 7 marzo 1947, che coincidenza, ieri la manifestazione a Palermo del 6 marzo e oggi questa commemorazione. Quante eravate ieri a Palermo? 10.000 persone. La storia che si ripete, no? La storia che si ripete, la ieri storia ritorna. Della polizia. Cariche leggere della polizia, perché la gente era troppo stanca, perché vuole risposte immediate, non ce la fa più. Si ripete il 1848, si ripete il 1812, si ripetono i moti siciliani di questo popolo che è al centro del Mediterraneo. Oggi commemoriamo questi morti, 7 marzo 1947, questa strage. 3 morti ci sono stati in questa piazza. Sono passati 65 anni da questa strage, nessuno è stato condannato, anzi gli operai sono stati condannati per l'esistenza al pubblico ufficiale, fu Scelba a farli. Tra l'altro la città di Messina ha dimenticato queste persone che sono state uccise così violentemente, in modo ancora non chiaro, e bisogna fare luce su quelli che sono stati gli episodi del 47, perché hanno perso la vita 3 padri di famiglia, 3 persone che erano qua casualmente, che questa è una cosa incredibile. Ogni tanto accade qualcosa di grave che viene poi cancellato dalla storia, dai giornali, cancellata dalla memoria della conoscenza storica della qua Sicilia. Da come tengono l'aiuola, che è completamente abbandonata. Va bene, andiamo a vedere la prefettura. Questa è una prefettura costruita appositamente dopo la guerra, perché il terremoto aveva distrutto gli edifici. Fu costruita questa prefettura appositamente per controllare tutta la Sicilia. Una prefettura costruita dal fascismo, perché le altre prefetture erano infiltrate di mafiosi, e costruirono questa prefettura per controllare tutta l'isola. C'è scritto Palazzo del Governo qua, da 70 anni c'è questa scritta che non hanno voluto cancellare, Palazzo del Governo fascista. Sì, effettivamente sì. Questo palazzo rappresenta il potere di Roma in che Sicilia. Rappresenta la prefettura, che è la costola del governo italiano, la prefettura di Messina, che in Sicilia per statuto di autonomia regionale devono essere abolite, non devono esistere in nessuna città capoluogo di provincia dell'isola, e tra l'altro le province non devono nemmeno esistere,
perché si parla di città metropolitane, di città consoffiate, quindi qua veramente è un continuo saccheggio nei confronti del popolo siciliano. Da 66 anni che ci prendono in giro con le carezze, con le pacche sulle spalle, e oggi a Palermo questi valorosi siciliani di Mariano Ferro, Crupi, Scarlata, Richichi sono a Palermo per tutti quanti noi. Il Parlamento ieri, e fino a che non avranno risposte non si muoveranno dal Parlamento siciliano. Io voglio ricordare che questa gente deve dare risposte non solo alle proprie famiglie, ai propri figli, ma deve dare risposta anche a tanti lavoratori che sono con loro, che sono loro operai e che non gli possono garantire nulla perché hanno messo in ginocchio l'economia della Sicilia. Oggi la Sicilia è suddita, oggi la Sicilia è obsoleta, non esiste più, l'hanno cancellata dalla storia del Mediterraneo. Oggi possiamo dire che Malta, che la Tunisia, che Cipro ci hanno superati, una regione autonoma che è come se già è nazione, perché ricordiamo che nel 1946 il governo italiano ha concesso l'autonomia speciale per non dare l'indipendenza, perché già riconosceva l'entità del popolo siciliano, e si sono mangiati il Parlamento, quel Parlamento che a Palermo, che non è la casa dei politici e della casta dei partiti romani o dei pseudo partiti sicilianisti che non rappresentano il popolo siciliano, è la casa dei siciliani, e la casa dei siciliani appartiene a tutti i siciliani e deve essere riconsegnata al popolo siciliano. Ecco come è ridotto il monumento a quei tragici fatti di questo 7 marzo di 75 anni fa. È nascosto dalle piante e dalle aiuole.